chiami? Silvia Ballarin. Mi chiamo Giorgio Freda. Cosa fai al Barbarigo? Allora, insegno tecnologia e storia dell'arte alle medie e invece al liceo classico insegno anche di storia dell'arte. Frequenterò la quarta ginnasio del liceo classico. Perché hai scelto il Barbarigo? Perché il Barbarigo è casa, perché vengo a lavorare senza difficoltà, non è mai stato un peso, spero che mai lo sarà, e perché quando si entra in questa scuola si respira una bella aria di positività e sono felice, credo che sia la cosa più importante. L'ho scelto perché alle medie ho avuto un'esperienza interessante e ho voluto riconfermare la mia volontà verso il Barbarigo. Cosa ti aspetti da quest'anno scolastico? Direi sicuramente un bel impegno perché la mia famiglia è cresciuta e quindi anche la vita personale è importante e l'influenza che ha sul lavoro non è indifferente. Tante domande, tanta curiosità nelle nuove classi, nel vedere le classi lasciate un anno fa cresciute e sicuramente anche delle difficoltà da affrontare perché quelle ci sono sempre, però l'importante è affrontarle nel modo giusto. Mi aspetto di creare nuovi legami con i compagni e di trovare anche professori delle medie. Definisci il Barbarigo con 3 parole. Direi innanzitutto imparare a livello di disciplina, quindi studiare insieme, ma anche a vivere. Gruppo come squadra, quindi gruppo classe nel fare le diverse attività tutti insieme e sentirsi uniti. E poi anche divertimento, perché il divertimento deve esserci sempre, secondo me, non soltanto fuori dalla scuola, ma anche a scuola per vivere bene. Innanzitutto rispetto tra compagni e verso i professori, serenità e come una seconda famiglia. Come ti chiami? Veronica Ronca. Ciao, mi chiamo Romano. Cosa fai al Barbarigo? Insegno lettera alla scuola media e sono la referente di Plesso. Frequenterò la prima al liceo scientifico. Perché hai scelto il Barbarigo? Perché quando ho cominciato a insegnare qua 5 anni fa ho percepito che questa poteva essere la mia seconda casa e una seconda famiglia e lavorare qua mi dà tanta gratificazione e mi permette di diventare grande insieme ai miei alunni. Ho scelto il Barbarigo perché nel Barbarigo ho visto un ambiente sereno dove mi ritrovavo e quindi ho pensato quale scelta migliore e mi sono iscritta. Cosa ti aspetti da questo anno scolastico? Mi aspetto tanto lavoro, tanto impegno, tanta passione, mi aspetto incontri belli con i miei studenti e con le loro famiglie, mi aspetto collaborazione con i miei colleghi, mi aspetto insomma di lavorare ma di vivere, ecco. Da quest'anno scolastico mi aspetto di approfondire gli argomenti fatti alle medie e di fare tante nuove amicizie. Definisci il Barbarigo con 3 parole. Una seconda casa, un posto di lavoro arricchente e un luogo dove stare bene. Allora, la prima potrebbe essere famiglia, poi c'è crescita e la terza parola direi non proprio una scuola come intesa come compiti e studio, ma una scuola dove si deve andare, ma in cui ci si trova bene non solo con i compagni ma anche con i professori.